selezione valida per la 79esima edizione di questo concorso che ci fa compagnia, che fa compagnia a tante ragazze e a tanti amici del pubblico come voi in tante città d'Italia. 79 edizioni, nato nel 1939 con 5.000 lire per un sorriso, diventate poi Miss Italia dopo qualche tempo. Io ho il piacere e l'onore di portarvi, come in ogni serata, i saluti da parte di Patrizia Minigliani. A lei rivolgerei un bel applauso, perché con tanta passione, tanta cura e dedizione segue questo concorso, ma soprattutto, ed è la cosa più importante, segue le ragazze che partecipano a questo concorso, perché sono delle ragazze belle, simpatiche, solari, giovani che vogliono mettersi in gioco, ma la cosa che io dico sempre, lo dico anche alle ragazze, l'importante è il rispetto. Questa è la cosa più bella, perché è la cosa più importante del pubblico, della giuria, di tutti quelli che sono coloro che lavorano dietro le quinte. E Miss Italia ci tiene molto a questo aspetto. Che dire, abbiamo 25 concorrenti, tantissime, con una giuria di fronte a noi che dovrà individuare le più belle. Noi ne premieremo 5 questo pomeriggio e le prime 3 andranno direttamente alle finali regionali del concorso. Quindi per queste prime 3 sarà un passaggio davvero molto importante. Io adesso le chiamerei sul palco con una sorta di sigla iniziale e poi andremo a conoscere una a una, insomma faremo tutto quello che si deve fare. Possiamo cominciare, che dite? Chiamiamo? Eccole qui le 25 concorrenti al titolo di Miss Emisfero Bassano. Le nostre 25 candidate al titolo di Miss Emisfero Bassano. Io non mi metto in coda perché voglio sfilare, ma perché sto qui sulla punta della passerella in modo che i fotografi e gli amici che sono presenti possano fare le loro riprese e tutto il resto. Eccole qua, facciamo un bel applauso per tutte loro, bellissime, bellissime. Cosa accadrà adesso? Presenteremo, anzi si presenteranno, in questa prima uscita saranno loro a presentarsi, una a una ovviamente, poi le vedremo sfilare con il podio ufficiale del concorso. Ma se volete potete rientrare in camerino per ora, grazie. Potete rientrare, prego. Non c'è fretta, noi non abbiamo fretta, siamo tutti quanti qui per voi, quindi noi non vi dovete assolutamente preoccupare. Che bello, che questo è un rito bellissimo. E poi, come diciamo noi nel camerino quando facciamo un incontro, Miss Italia oramai è innegabile che faccia parte della storia del nostro paese. E se voi pensate in quante riviste, in quanti giornali, in quante enciclopedie si vedono foto del passato di Miss Italia, e in queste foto ci sono anche ragazze che magari, ragazze del tempo, che poi magari non hanno sfondato nel mondo dello spettacolo, della moda, e della televisione, cosa che Miss Italia sinceramente aiuta molto. Però comunque fanno parte della storia, del concorso, indirettamente della storia del nostro paese. E tante ragazze, noi diciamo sempre, sapete che voi state partecipando a qualcosa davvero di importante. E questa emozione le ragazze lo sentono dietro le quinte. Allora, sono rientrate tutte, io sto qui al centro del palco, le ragazze si avvicineranno a me, lo dico anche ai giurati, si presenteranno, perché è giusto che si allenino anche a stare sul palcoscenico a chiacchierare con voi, in questa prima uscita. Poi le vedremo in un secondo momento con il podio ufficiale del concorso, lì a quel punto andrò a presentarle io. Le ragazze sono pronte? Penso proprio di sì, e quindi andiamo con la concorrente numero 1, ed è lei che apre il gruppo delle candidate al titolo di Miss Emisfero Bassano. Buonasera a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Sofia, ho 19 anni e sono una studentessa. Molto bene, prego, concorrente numero 1.
Molto bene, concorrente numero 1. E lasciamo spazio alla concorrente numero 2. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Valentina, vengo da Verona e nella vita studio e gioco a pallavolo. Cosa studi? Economia e lingue. Molto bene, prego, concorrente numero 2. Permettetemi che io cito molte volte il numero, però è l'unico modo che ha la giuria per riconoscere le nostre ragazze. Andiamo con la prossima, la concorrente numero 3. Buonasera a tutti, mi chiamo Samantha, abito a Verona. Nella vita lavoro come impiegata in un'azienda, la mia più grande passione è tra la moda e il calcio. Molto bene, prego, concorrente numero 3. Numero 4. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 23 anni, abito a Roma Zettanini e sono impiegata. Hai detto tutto? Vai. Concorrente numero 4. Molto bene anche il numero 4. Spazio, la concorrente numero 5. Buonasera a te. Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Manica, ho 23 anni, vengo da Malottica e nella vita faccio la parrucchiera. Molto bene, prego, concorrente numero 5. Molto bene, e andiamo con la prossima, la concorrente numero 6. Ciao. Buonasera, sono Linda, vengo da Trapezze, studio moda. Molto bene, concorrente numero 6. Siamo pronti per la prossima, la concorrente numero 7. Buonasera a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Radmila, vengo da Verona, ho 26 anni e sono una libera professionista. Molto bene, prego. Radmila, concorrente numero 7. È pronta anche al salotto, io da qua intravedo le scale, quindi sono prontissime in ordine, vai. Buonasera a tutti, sono Michela, vengo dall'Archito sul Lago di Garda e sono una studentessa di 23 anni. Hai detto tutto, puoi andare. Molto bene, andiamo con il numero 9. Buonasera a te, ciao numero 9. Buonasera a tutti, mi chiamo Chiara, ho 19 anni e nella vita faccio l'istruttrice in una palestra. Molto bene, prego.
lo stesso saluto lo facciamo al numero 10 che sta entrando. Ciao! Buonasera a tutti, sono Morena, ho 20 anni e vengo da Mestre. Nella vita sono un'estetista. Molto bene, prego. Numero 10, Morena. Buonasera a te. Buonasera a tutti, sono Chiara, ho 20 anni, vengo da Schio e nella vita studio meteorologia per la laurea. Molto bene, concorrente numero 11. 12, tocca a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Arianna, ho 19 anni e vengo da Sarceto. Nella vita faccio la commessa. Hai detto tutto, vai, vai. E si presenta. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicole, ho 20 anni, vengo da Vicenza e il mio sogno è diventare una veterinaria. Molto bene, prego. Numero 3. E andiamo con la numero 14. Buonasera. Salve a tutti, sono Melissa, vengo da Adria, sono laureata in scienze biomolecolari e cellulari, attualmente lavoro come microbiologa in una multinazionale commerciale. Molto bene, concorrente numero 14. Andiamo con il numero 15. Buonasera a te, numero 15. Buonasera a tutti, mi chiamo Silvia, ho 23 anni, studio comunicazione e marketing e ho appena aperto uno studio fotografico. Molto bene, concorrente numero 15. Andiamo con il numero 16. Dov'è? Eccola qui, prontissima la concorrente numero 16. Buonasera, io sono Jennifer, ho 20 anni, vengo da Vassone in provincia di Treviso e sono diplomata all'Istituto turistico. Molto bene, prego.
faccio in provincia di Verona e nella vita lavoro come impiegata nell'azienda di famiglia. Molto bene, numero 17. Buonasera a te, numero 18. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada, ho 24 anni e sono di Bassano del Grappa. Nella vita mi sono appena laureata in lingue orientali. Molto bene, prego, numero 18. Numero 19. Buonasera a tutti, mi chiamo Valeria, ho 21 anni e vengo da Marostica e sono una studentessa universitaria. Cosa studi? Giornalismo. Molto bene, vai. Numero 19, andiamo con la prossima, che è la numero 20. Ciao. Buonasera a tutti, sono Giada, ho 22 anni, vengo da Zelerino e nella vita studio ingegneria robotica e intelligenza artificiale. Non so neanche scriverlo, vai, prego, vai. Numero 20, andiamo alla prossima, 21, è lei. Buonasera a tutti, mi chiamo Serena, ho 20 anni e nella vita faccio la supperatrice. Molto bene, prego, prende il numero 21. C'è anche la numero 22 che conosciamo veramente. Buonasera a tutti, io sono Valentina, ho 21 anni, vengo da un pilotto club in provincia di Padova. Nella vita lavoro come cameriere e faccio la babysitter. Molto bene, prego, concorrente numero 22. Andiamo al centro del palco, dove è la concorrente numero 23. Buonasera a tutti, mi chiamo Maria Vittoria, frequento il liceo scientifico Io e vengo da Zanella, ho 18 anni. Detto tutto, vai, concorrente numero 23.
pomeriggio a tutti, mi chiamo Erika, ho 25 anni, abito a Fonzaggio e sono tecnico amministrativo. Hai detto tutto? E quindi la passerella è tutta tua. Numero 25. Grazie anche al numero 25, facciamo un applauso. Le belle ragazze che simpatiche si mettono in gioco, alcune per trascorrere un pomeriggio in maniera diversa, altre per avere anche un giorno un ricordo da poter far vedere ai loro figli, ai loro nipoti, altre invece perché magari stanno già esercitando le attività di modelle, di indossatrici, magari qualcuna fa le sue prime esperienze in qualche televisione locale, beh, ecco che partecipa a Miss Italia, in questo caso sperando che magari Miss Italia possa aiutarla, visto che Miss Italia dà una grandissima visibilità e ha una storia alle spalle, perché sicuramente le ragazze che vi hanno partecipato sono distinte e alcune hanno anche ottenuto risultati molto importanti. Basta vedere la nostra Miss Italia in carica Alice Rachele Arlanc, insomma sta facendo delle cose importanti, l'ultima apparizione nella fiction di Don Matteo nell'ultima puntata, adesso è il testimonial del Giro d'Italia, hanno parlato addirittura dei giornali strani di queste, quindi Miss Italia è sempre Miss Italia. E come vuole la tradizione di Miss Italia c'è una giuria, perché mi veniva a vedere tra tutti questi fiori devono essere scelti 5 fiori più belli, perché abbiamo questa sera un giardino con bellissime rose, ma c'è una giuria che deve scegliere le 5 rose più belle e ricordiamo che le prime 3 andranno alle finali regionali. E quindi andiamo a conoscere i nostri giurati. Attenzione, per noi sono tutti importanti, ho solo preso i nomi in quest'ordine, quindi per noi sono tutti importantissimi. Loretta Torresan, grazie a lei. Federica Burin, Carlo Tasca, Mauro Torresanni, poi Ilaria Carini, che ringraziamo perché è anche la responsabile del centro, quindi grazie per averci dato l'opportunità di essere con noi, con voi questa sera. Tommaso Medici, poi abbiamo Lorenzo Ferraro, Adriano Ferraro e il giornalista del Gazzettino Michelangelo Cecchetta. Grazie, facciamo un applauso anche ai nostri giurati perché hanno sempre un compito difficile, non è mai facile scegliere tra queste belle ragazze. Io poi lo ricordo sempre, lo dico anche alle ragazze, ma poi loro lo sanno, ovviamente questa è una tappa delle tante tappe che faremo di selezioni di Miss Italia in Veneto, quindi questa sera le prime 3 andranno alle regionali, poi ovviamente tutte le altre potranno rimettersi in gioco nei prossimi appuntamenti, quindi nulla è perduto, anzi ci sono tantissime opportunità e io lo dico sempre, alla fine la Miss Italia la bellezza vince sempre, quindi sicuramente avranno anche opportunità. Io credo che le ragazze siano prontissime, adesso le vediamo con il podio ufficiale del concorso, qui le presenterò io, poi vediamo la possibilità loro di sfilare al meglio. Devo dire la verità, le ragazze sono veramente molto brave, io adesso non lo dico perché non è bello, ma alcune di loro è la prima volta o la seconda, terza volta che affrontano una passerella. Io voglio ringraziare anche 2 amiche straordinarie che abbiamo in camerino, che sono Tiziana e Valentina, che fanno un lavoro straordinario, insieme ovviamente a Paola Rizzotti, la titolare dell'agenzia Modashow.it, l'esperienza di 30 anni di regia di sfilate di moda, che è l'esclusivista di Miss Italia in Veneto. Fanno un lavoro bellissimo e poi le seguono durante le prove e sono ragazze che la passerella la stanno affrontando molto bene, anche coloro che sono ai primi anni. Questo ci fa sicuramente molto piacere perché noi crediamo che le selezioni di Miss Italia devono essere una sorta di palestra, non solo le serate in cui individuare le potenziali finaliste regionali, ma anche per allenarsi ad affrontare al meglio. Io adesso mi metto in un angolino, riprendiamo le ragazze, io ogni tanto chiacchiero anche per dar modo alla giuria di riprendere fiato, di risistemare le cose, di rivedersi gli appunti che hanno preso. Adesso vedo che sono già pronti con lo sguardo verso di me, ma la giuria se guarda me vuol dire taglia, che vogliono vedere le concorrenti, perché non mettete mai il voto al presentatore, vi prego, ancora non è previsto, lasciate perdere. Bene, ragazze siete pronte? Eccola qui, la concorrente numero 1, lei è Sofia. 19 anni, studentessa in ragioneria, concorrente numero 1.
concorrente numero 4, 23 anni, impiegata. Poi abbiamo Marica, concorrente numero 5. 23 anni, parrucchiera, concorrente numero 5. Bene, grazie a Marica, andiamo con Linda, concorrente numero 6. Eccola qui la nostra Linda. 17 anni, studentessa e polo. È la volta di Radmila, concorrente numero 7. 26 anni, libera professionista. La concorrente numero 7, Radmila. Michela, concorrente numero 8. Michela, concorrente numero 8, 23 anni, studentessa in linea. Concorrente numero 9, 19 anni, istruttrice in una palestra. Andiamo con Morena, concorrente numero 10. Morena, 20 anni, estetista. Chiara con il numero 11, 20 anni, studentessa in biotecnologia. Arianna, concorrente numero 12, 19 anni, commessa. Arianna concorre con il numero 12.
Silvia, numero 15, 23 anni. La sua passione per la fotografia l'ha fatta diventare una professionista, ha aperto uno studio fotografico. Jennifer, tocca a te, componente numero 16, 20 anni, Romanda turistico. Numero 17, lei è Anna. Anna, 22 anni, impiegata. Numero 18, Giada. 24 anni, Giada, compone con il numero 18, neolaureata in lingue orientali. Andiamo con il numero 19, lei è Valeria. 21 anni, studentessa universitaria, Valeria, concorrente numero 19. Giada, concorrente numero 20. 22 anni a Giada, studentessa in ingegneria robotica. Serena, hai visto proprio bene, tocca a te, la concorrente numero 21, 20 anni, assicuratrice. E poi abbiamo Valentina, concorrente numero 22. 21 anni a Valentina, fa la cameriera della babysitter. Maria Vittoria, concorrente numero 23. 18 anni, studentessa al liceo scientifico. Abbiamo Valentina, con il numero 24, 20 anni commessa, concorrente numero 24, Valentina. Del gruppo la concorrente numero 25, lei è Erika, tecnico amministrativo.
i signori della giuria, la signora esatto, se può raccogliere le schede. Intanto le ragazze, che ne dite di farvi rivedere per un bel passaggio un'altra sorta di sigla? Qui chiudiamo questa prima parte della selezione e le rivediamo tutte insieme. Eccole qua. Sono qua le nostre bellissime 25 candidate al titolo di Miss Emisfero Bassano. Facciamo un bel applauso per tutte loro. Date che non state tranquilli che poi noi faremo una pausa e faranno le foto del gruppo per i giornali. Anzi, voglio ringraziare Walter Parisotto, fotografo ufficiale Miss Italia. Rivedo con piacere anche questa sera, ci siamo visti l'altra sera a Dino Giuliani. Mario, buonasera Mario Molesi, ciao. Saluta anche lui, però non vedete mai quando mi saluta perché è dietro la telecamera. Allora io vi chiedo, facciamo abbastanza musica. Mi permetto di fare una cosa, le schede della giuria sono state ritirate, vero? Sono state ritirate tutte, perfetto. C'è una ragazza che è laureata in lingue orientali, la numero 18, dove? Hanno ritirato le schede, volevo accettare. Vieni un attimo qua. Perché poi ci ho pensato, tu sei capace, non capiterà mai più, per questo io mai più, poi spero che, tanto se vinci stasera ci rivediamo alle finali regionali, qualora ti puoi far vedere in altre selezioni, ci farà molto piacere. Potresti portare un saluto in una lingua nella quale tu ti esprimi meglio, credo sia l'italiano ovviamente, dicendo buonasera a tutti, benvenuti a questa selezione di Miss Italia. Ci dice prima in quale lingua la dice, poi parla. Quale lingua? In cinese. In cinese, perfetto, attenzione. Peccato che non possiamo fare un video perché sarebbe bellissimo. Riusciamo, vieni a fare un video, vieni oltre, possiamo fare un video? No, lo facciamo dopo. Intanto lo diciamo, vai. 晚上好，欢迎你们 Miss Italia。 Se c'è tra voi uno che sa il cinese mi può dire se è vero quello che ha detto, che magari chissà gli insulti. Sto scherzando. Un'altra lingua, parlando di cinese, quindi il cinese nello specifico, perfetto, puoi ridirlo? 晚上好，欢迎你们 Miss Italia o Miss Italy。 grazie. Bene, allora a questo punto rientrate, grazie, sai, quando lei non potevo. Adesso non dirà più nessuno che è laureato in lingue orientali, non c'è nessuno che dice che sa cantare, che sa ballare, perché ovviamente. Pronte ragazze, volete rientrare? Dai, andate, rientrate nei camerini, rientrate pure, anche se poi sapete che dovete tornare fuori a fare le foto di gruppo, tutto quello che serve. Però mi piace il saluto, io poi farei veramente un video e glielo facciamo sul palco, magari da vestita, così insomma, è più elegante. Mi piace. Bene, allora, adesso noi vi diamo la possibilità, se volete, di farvi una passeggiata, di bervi un caffè, di vedere le vetrine degli amici commercianti di questo bel centro commerciale che ci ospita, per poi conoscere le vincitrici. Quindi le ragazze adesso staranno sul palco, avranno del lavoro perché si faranno le foto di gruppo e tutto il resto che poi servono per i giornali, e poi ovviamente ci rivediamo alle premiazioni. Ci siete ragazze? Pronte? Sorridenti come prima, anzi di più? Eccole qui le 25 candidate al titolo di Miss Emisfero Bassano. Saranno le più belle di questo belle e fra qualche istante lo sapremo.
Voi siete pronte in prima fila? Siete pronte? No, perché ormai sapete che non si può rinunciare a quegli aggeggini che sono gli smartphone e oggi abbiamo la possibilità di far vedere i momenti delle premiazioni anche in diretta. E noi fra qualche istante siamo in diretta su Instagram, sulla pagina Instagram di Miss Italia Veneto e anche su Facebook e poi dove ancora? E chi lo sa? Intanto sono in tanti, salutiamo gli amici che ci stanno seguendo e vi ricordo che siamo al centro commerciale Emisfero Bassano e qui andremo a eleggere la Miss, faccio retromarcia con Capi quarto dietro, ma si sa mai, la Miss Emisfero Bassano. Bene. Iniziamo, lo dico per chi a casa ci sta seguendo, avete sbagliato a venire a trovarci qui al centro commerciale Emisfero Bassano, però vivrete con noi l'emozione delle premiazioni, ne premieremo 5 tra queste 25 concorrenti e le prime 3 accederanno di diritto alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Io ho la mia cartellina con i nomi delle vincitrici, ma iniziamo a chiamare coloro che premiano. Quindi andiamo a premiare la quinta classificata con la fascia di Miss Interflora, Tommaso Merici, se può venire con noi con fascia perché sarà lei a premiare la concorrente che vince questo titolo. Al centro del palco la quinta classificata è la concorrente numero 14, Melissa Piombo di Adria, provincia di Rovigo. Salutate gli amici a casa che ci guardano sui social e andiamo con il prossimo premiante che è il giornalista Michelangelo Cecchetto. Buonasera Michelangelo. Buonasera, io ne approfitto di Michelangelo, giornalista di Gazzettino che segue le tante tappe di Miss Italia, tra l'altro uno dei giornalisti anche accreditato da molti anni alle finalissime, quindi un commento da parte sua mi fa sempre molto piacere perché è il commento critico dell'esperto in questo caso. Buon pomeriggio al pubblico e soprattutto alle miss. Diciamo che sarebbero necessari molti più posti, però ci sono moltissime altre selezioni come avete detto, un grande pomeriggio di eleganza, di bellezza, complimenti a tutte le ragazze, anche se qualcuna sarà più felice e qualcun'altra meno, però fa parte anche questo del gioco di Miss Italia e le opportunità appunto saranno moltissime. Come dico sempre io, per loro Miss Italia non finisce qui ma continua in tutte le prossime selezioni, ma andiamo avanti perché Michelangelo andrà a premiare la quarta classificata è la concorrente numero 10 Morena Montin di Mestre. Grazie Michelangelo. E quindi chiamiamo Mauro Toresan per la terza classificata, impara il titolo di Miss Love Nature. Al centro del palco lei, attenzione, perché la terza classificata accede con la seconda e la prima alle finali regionali, quindi un titolo importantissimo. Terza classificata è la concorrente numero 17 Anna Preto Martini di San Bonifacio, provincia di Verona. Miss Rocchetta premia Lorenzo Ferrari. Buonasera Lorenzo, anche a lei. Seconda classificata Miss Rocchetta, anche lei ovviamente ammessa alle finali regionali Veneto di Miss Italia, è la concorrente numero 12 Arianna Borgo di Sarceto. Dov'è Arianna? È lei. E a questo punto sul palco chiamiamo Ilaria Carini, la responsabile del centro Emisfero qui a Bassano del Grappa che ci ospita perché sarà lei ad assegnare la fascia di Miss Emisfero Bassano e poi credo che arriverà anche Paola Rizzotti con la corona, ma intanto prego, venga al centro del palco perché vorrei anche un saluto da parte sua. Bene, allora saluto tutte le ragazze che hanno partecipato a questo concorso, devo dire che la selezione questa volta è stata difficilissima perché veramente sono tutte delle bellissime ragazze ed è stata dura. Non mollate ragazze, non mollate. Paola, un saluto anche da parte tua. Grazie a questo calorosissimo pubblico, ma soprattutto alla direzione del centro, qui rappresentata da Ilaria,
perché veramente ci hanno rivoluto, ci ha fatto molto piacere, ci hanno accolto attraverso il loro personale in maniera molto carina e il miglior complimento che ho sentito oggi è: ma voi non avete fatto la selezione, questa è la finale regionale, quindi vuol dire che le ragazze sono tutte bellissime e questo deve essere solo all'inizio delle selezioni, per me da organizzatrice è un grande vanto. Ed è un grande complimento alle ragazze che sono qui oggi. Bene, Paola Rizzotti non l'ho presentata, titolare dell'agenzia Monoshow.it, esclusivista in Veneto e anche in Friuli Venezia Giulia, copre un'area vasta per Miss Italia. Bene, e a questo punto, amici che siete qui all'emisfero, e amici che siete a casa e ci guardate attraverso non so che cosa, lo smartphone, il telefonino, PC, il computer, non lo so cosa, comunque, fra qualche secondo conosceremo il nome di Miss Emisfero Bassano, anche lei, insieme a Anna Pareto Martini e Arianna Borgo, finalista ammessa alle finali regionali di Miss Italia in Veneto. Lei è la concorrente numero 19, Valeria Daniel di Marostica, e lei Miss Emisfero Bassano. L'applauso delle ragazze ci fa spontaneo, ci fa capire che anche le ragazze sono state d'accordo con quello che è stato il verdetto espresso dalla nostra giuria. Io ringrazio ovviamente tutte le ragazze, le voglio citare ancora una volta: la numero 1 Sofia, poi 2 Valentina, 3 Samantha, 4 Chiara, la 5 Marica, la numero 6 Linda, la numero 7 Radmila, la numero 8 Michela, la numero 9 Chiara, la numero 10 Morena, fate l'applauso se non resto senza respiro, la numero 11 Chiara, la numero 12 Ariana, la numero 13 Nicole, la numero 14 Melissa, Silvia la numero 15, 16 la Jennifer, 17 Anna, 18 Giada e poi ancora la numero 19 Valeria, la numero 20 Giada, poi abbiamo 21 Serena, 22 Valentina, 23 Maria, 24 Valentina e 25 Erika. Queste sono state le grandi protagoniste di questa selezione. Noi vi ringraziamo ragazze, non mollate, abbiamo tanti altri appuntamenti e poi chissà che magari quest'anno non riusciamo a riportare il titolo in Veneto. Sarebbe bello, le ragazze sono brave, ma non solo belle, ma sono anche molto brave, le abbiamo sentite. Grazie a tutti voi, grazie agli amici del pubblico, grazie tanti, e grazie anche a voi che siete a casa e veniteci a trovare nelle prossime selezioni. Vi aspettiamo, grazie e restate sempre sottilizzati su Miss Italia, Veneto, Instagram e Facebook. Ciao a tutti, grazie, fatevi vedere qualcuno di quanto sono i gol. Salutate a casa, ciao!